in collaborazione con FNP CISL Udine. Un saluto ai nostri amici telespettatori, eccoci al consueto appuntamento del mercoledì con lo Sportello Pensionati. In studio oggi con noi ci sono Iris Morassi, segretaria dell'FNP CISL di Udine, e Liliana Della Rovere dell'FNP, sempre della CISL di Udine. Intanto salutiamo Iris che è da un bel po' di tempo, vero Iris? Sì. Che non... Eravamo in congresso, abbiamo appena ultimamente chiuso. eri in congresso. Ma è da tanto tempo che non ti vedo qui in studio? Sì, è un po'. E sei sempre super impegnata. Super impegnata. Ecco, poi salutiamo anche Liliana, la nostra grande esperta. Buonasera. Infatti quando c'è Liliana arrivano sempre telefonate, le richieste. Sì, è vero. Le richieste impossibili, no? Ma sai Sì, che sì, noi sì, siamo contentissimi di avere gli agguai che ce Guai, la tocca. guai a toccare Liliana. Perché sai, risolvere tutte le cose che risolve lei non è... Perché poi lei si tiene sempre aggiornata, no? Ha lavorato Sì. tanti anni all'INPS e continua a mantenere questo attaccamento al Sì, suo ma era ruolo. responsabile dell'ufficio, no? Eri Sì, tu. sì, sì, sì. Insomma. Quindi di pensioni proprio. Abbiamo quindi. fatto bingo. Ecco, fatto bingo con Liliana. E Sì. non arrossire Liliana perché sono complimenti che ti meriti, quindi No, è vero. veramente. Insomma, finiamo questo siparietto, Certo. entriamo subito. Che ci Era vuole. per introdurre la trasmissione simpaticamente. Iris, so che sei stanchissima, sei reduce dal congresso nazionale, sei rientrata da poco e tra l'altro stanchissima perché sono state delle giornate veramente pesanti. Intense, con un caldo inaudito a Roma. Ecco, soprattutto quello, Sì. perché io penso soprattutto quello. Perché... No, diciamo che avvengono ogni 4 anni. Sì. Questa volta, a causa della pandemia, abbiamo sforato quasi di 1 anno e mezzo, però è un periodo intensissimo ma interessantissimo, perché devi fare il punto della situazione rispetto a quello che si era preventivato agli obiettivi, per dire vediamo come siamo, Sì. e poi fare il preventivo, diciamo, no? Quindi parlare, cioè fare il bilancio, perché è logico Sì. che devi ricordare quello che è successo, no? Esatto, Negli ultimi perché anni. poi a metà strada, dopo 2 anni, noi abbiamo l'assemblea organizzativa dove si fa la valutazione rispetto agli obiettivi che ci siamo prefissati, se siamo sulla strada giusta. Allora, visto che abbiamo introdotto questo argomento, sì, dico subito che io credo che il sindacato abbia fatto tantissimo, che sicuramente gli obiettivi li avrebbe colti se ci fosse stata altrettanto buona volontà, diciamo così, dalla parte politica, a tutti i livelli, a tutti i livelli. E noi siamo partiti con i territori, prima i pensionati, prima di tutto, con le assemblee per dire, perché è giusto che si sappia, perché sembra una cosa semplice, il congresso, no? E poi Sì, perché uno esternamente non si rende conto, dice ma vanno a congresso per parlare di Sì, che cosa, sai, che cosa fanno, che cosa non fanno. No, sono ma lì. adesso tu dici, ma sai quanta gente a me diceva, ah che fortunata vai a vedere Roma. Io Infatti cosa ti ho detto? in Sei 40 rientrata da anni ho poco. visto, guarda, un giorno solo perché un collega che viveva a Roma ci ha portato in giro un giorno a vedere le cose più importanti, fine 40 anni. Io ho visto sale convegni, saloni, di tutto e di più tranne che Roma. Ecco. Però diciamo che questa pandemia, quello che ha portato, l'unica cosa che ha portato di buono è stata quella delle risorse che superano quelle del piano Marshall, però sappiamo anche come l'Europa sia severa nel giudizio, no?
che segue step by step, non come siamo abituati noi, no? Tutti i progetti che se non vanno a buon fine entro quel termine, che è vicinissimo, 2026, e vanno restituiti, e quindi c'è un'alta preoccupazione per questo. Poi c'è un'alta preoccupazione anche perché questa guerra, che è proprio la ciliegina sulla torta rispetto a tutto quello che abbiamo passato, sta producendo, oltre che i danni in sé che procura una guerra, che è veramente tremenda la parola in sé, e le conseguenze, ma quelle che stiamo subendo anche noi, che siamo abbastanza, non distantissimi, ma abbastanza distanti. Quindi le questioni energetiche, le bollette che aumentano Sì, per le che famiglie. però ricordiamoci che stavano già cominciando a lievitare ancora prima che cominciasse effettivamente la guerra, no? Sì, Bollette, sì, gas sì, e sì, tutto, sì, sì, ormai sì. eravamo già Però su quella... bisogna anche dire che siamo un popolo ben strano, perché abbiamo votato un referendum che non volevamo il nucleare no? Però abbiamo Aviano che ha le bombe nucleari qua, e abbiamo votato perché se le mantenesse, quindi insomma probabilmente dovremmo ogni tanto anche fare un po' di outing per capire cosa vogliamo e dove vogliamo andare. Detto questo, la chiusura del Congresso nazionale a Roma è stato proprio un forte appello da parte del nostro segretario generale a tutti, non solo ai politici, agli altri sindacati, ai politici, a tutti, che serve un grande patto sociale proprio per questo allarme di tutte queste cose messe assieme, come c'è stato con Ciampi, no? Che quella volta è stato veramente una cosa che ha dato dei frutti molto positivi. E adesso bisogna vedere se rispondono, perché noi miracoli non li possiamo fare, oltre che fare proposte, essere supportati da gente veramente che sa come progettare anche il futuro. Io dico sempre, avranno i cassetti degli uffici, delle varie commissioni che scoppiano di proposte, che li tirassero fuori e vediamo di sistemare questo paese, no? Perché quindi a livello territoriale e regionale abbiamo iniziato, non appena è cominciato un po' a demordere, diciamo, questa stretta della pandemia, abbiamo incominciato a spedire lettere ai sindaci, perché grazie proprio alle trattative nazionali è stabilito che i sindaci, che fa capo ai sindaci la disposizione dei progetti per questo PNRR, che probabilmente alle persone non dice niente, ma che noi chiamiamo, per semplificare, Rilancia Italia, perché sono risorse per rimettere in moto il nostro paese, no? E quindi sancito a livello nazionale che ci devono essere le parti sociali a condividere questo. Ad oggi stiamo ancora aspettando che ci interpellino, insomma, però abbiamo spedito l'altro giorno, insieme alla Renata Della Rica, che è la coordinatrice, la responsabile dell'AST, nonché segretaria regionale, 35 lettere ai comuni più grandi, invocando che i comuni più piccoli si uniscano per poter fare riunioni e dare una mano anche a quelli, perché non avendo, immaginiamo, risorse sufficienti e tecnici a disposizione, non vorremmo che poi andassero perse queste risorse, che se non vengono utilizzate nel modo giusto devono essere restituite. Sì, quindi anche questa può essere un'occasione per creare questa rete che già in alcuni comuni, no, si sta facendo, perché già in alcuni comuni... E abbiamo avuto, ecco, bisogna dirlo, ad esempio il sindaco Fontanini ha risposto, e adesso appena entrato, grazie alla signora che mi ha convocato da Telefriuli, l'ha detto subito. Insomma è venuto... Lo salutiamo se ci sta seguendo, no? Perché si fa così. E praticamente è venuto in CISL, è venuto a visitare la sede della FNP, e poi abbiamo fatto... Vedi che potere ha questa trasmissione. Guarda, veramente, veramente. Ecco, vedi. E poi c'è stato il sindaco di Mortegliano che ci ha chiamati, però abbiamo dovuto spostare perché adesso la CGIL è in congresso, quindi avevano dei problemi loro, ma siamo stati alla Tisana.
ci siamo confrontati dappertutto dove ci sono elezioni, no? Con tutti quelli Sì. i candidati. Adesso venerdì abbiamo organizzato io e Renata proprio insieme a Mosanghini del Messaggero a Codroipo il confronto con tutti e tre i candidati. sindaci, sì. Perché mette i soldi il Messaggero, no? Perché... E senti Iris, Ho visto la faccia. allora abbiamo detto quindi prospettive, chiuso il congresso e le prospettive anche per la nostra regione. Tu mi hai detto che state contattando tutte le amministrazioni comunali, proprio perché si creino queste reti per intervenire con progetti comuni, perché nel momento in cui tu presenti un progetto, no, insieme è più facile anche quando l'Europa vede che il progetto ha una certa complessità e insomma è completo. E soprattutto Ecco, deve avere determinate caratteristiche, sì. determinati paletti, insomma ci sono tanti aspetti da Sì, tanti l'unica aspetti cosa da vedere. che dicevano era un po' così preoccupante perché la regione non è all'interno di questo, è previsto che siano i comuni a gestire. Però leggevo l'altro giorno che adesso intendono far passare il segretario comunale sotto l'egida della regione, Sì. per cui penso che comunque noi abbiamo il presidente della regione che è presidente anche a livello nazionale, no? E Quindi dovremmo che avere opportunità maggiori, no? Se non altro si spera, dal punto di vista della visibilità, no? si spera. C'è preoccupazione su questo perché fin quando non ci sediamo da qualche parte a incominciare a vedere questi progetti, a discutere, sono solo quello che leggiamo sulla stampa e quello che ci viene detto a voce, ma sai, sono cose troppo importanti, non si possono sottovalutare. Senti, prima di andare in pubblicità, Sì. Liliana, Sì. vuoi anticiparci, così ci fai una piccola sintesi delle tematiche che così i nostri telespettatori si preparano, no, spiritualmente alle telefonate? Per quello che riguarda, diciamo, l'APE Social è uscita appunto la circolare con le disposizioni per l'APE Social del 2022, quindi già di linea quando presentare le prime domande sono già state presentate entro il 31 marzo, però il successivo step sarà il 15 luglio e poi il successivo ancora il 30 novembre. Naturalmente il primo step viene già esaminato, quindi entro il 30 di giugno già verrà data la risposta dall'INPS se vengono accettate o meno le prime certificazioni, così col 1 luglio verranno già liquidate le prime API social, quindi a breve chi ha presentato la domanda avrà la risposta. Naturalmente ricordo che l'API social sono 12 mensilità. Lo ricordiamo dopo, era solo sì. un attimo una sintesi delle tematiche che affronteremo. Benissimo. Non svelare subito tutto. No? Allora, ci facciamo una piccola pausa, vi ricordo che se volete potete intervenire chiamandolo 0432 5735 17 oppure inviando solo SMS al 351 570 5687. Ci vediamo fra poco. Eccoci nuovamente in studio. Vediamo chi c'è al telefono adesso. Pronto? Buonasera, con chi parliamo? Ah, buonasera. Buonasera. Da Roveretto voglio sapere, per cortesia, è un signore mi ha detto di fare la domanda per handicap per mia moglie, no? Facendo la domanda di handicap, che lei è grave, 100%, bisogna fare la domanda direttamente all'INPS o tramite la commissione? La domanda è sempre tramite, voglio dire, il medico, c'è la documentazione sanitaria che va al medico e poi tramite il patronato che collega la sua domanda alla domanda che ha presentato al sanitario. Quindi deve farla da tutte le due parti. Prima deve andare dal medico. Quindi la commissione ha già fatto la visita? Sì, ha già il verbale lei, 100% grave. Adesso facendo la domanda.
E lei vuole A l'accompagnamento? chi bisogna farla? All'INPS o alla commissione? Ma se è stata riconosciuta, quindi lei deve solo aspettare che le venga la pensione, perché la domanda l'ha No. già fatta. Ha già la pensione di validità. Dobbiamo fare la domanda di accompagnatoria perché lei non può fare niente per handicap. Deve fare la domanda di accompagnatoria. Di ha detto. accompagnatoria allora, quindi deve andare al patronato a fare la domanda di accompagnatoria. Sempre con le stesse carte. Sempre Sì. patronato, sì, sì. Cioè il verbale e le carte. Sì. Sì. Sì, deve mandare avanti la domanda col patronato, quindi se le hanno riconosciuto, Deve portare tutte le carte che ha rispetto al problema di sua moglie. Ritorno a passare tutto per la commissione. Sì, sì, Sì. 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 Ma sbaglio o lei... Sì, sbaglio o lei ci aveva già chiamato? Via Tolmezzo. aveva già Va chiamato. bene, grazie. Prego. Grazie a lei per aver chiamato. ma- Grazie, mandi. mandi. Deve essere un nostro affezionato telespettatore, sì, che aveva telefonato anche un'altra volta per chiedere appunto delle delucidazioni sai, in non è merito a questa vicenda. Non è facile No. districarsi in mezzo a tutte quelle cose. No, sai. infatti, Siamo uno dei paesi d'Europa che ha la burocrazia Burocrazia, più ridondante, proprio in maniera vergognosa quasi. Liliana, stavamo parlando dell'app, Dell'app no? social, sì, infatti... perché c'è questa scadenza, quindi... Sì, esattamente, quindi quelli che hanno già presentato a questo punto la certificazione, adesso naturalmente spero che abbiano già presentato anche la domanda di pensione perché avranno la risposta questo mese e se la domanda è già stata presentata la decorrenza sarà già luglio. Quindi quando si fa la domanda di certificazione, infatti anche raccomandano di fare insieme anche la domanda di app social, in maniera che se viene accolta in automatico successivamente il secondo passo dell'INPS sarà quello di liquidare la pensione dal mese successivo alla data della domanda. Quindi sì, quello sì, di ricordarsi. Nell'app social poi hanno allargato, infatti nella circolare si parla chiaro, che hanno allargato diciamo, le categorie no? diciamo, sì, Sì. dei lavoratori gravosi, quindi hanno allargato nel personale edile, negli operai edili, nelle ceramisti, e hanno però dato un requisito diverso, quindi 63 anni, 32 anni di contribuzione, e devono essere questa contribuzione negli ultimi 7 anni, 6 anni, deve essere proprio di lavoro inerente all'attività, o se no negli ultimi 10 devono essere 7 anni sempre di attività di ceramista o operaio edile. C'è una telefonata. Sì, no? c'è una Mi pare? telefonata, Sì. vedo, diamo priorità alle telefonate, Sì, finisci dopo. esatto, sì. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto? Buonasera. Pronto? Non si sente? Noi siamo qua, però non sentiamo chi c'è di là. Pronto? Niente. Pronti? Niente. E sentiamo delle voci in Pronto? Eccola! Eccoci, eccoci. Buonasera! Buonasera. Buonasera. Buonasera! Io chiamavo qua per mia moglie, no? Prego! Perché è 3 mesi che ha fatto, adesso è andato in pensione, è 3 mesi che ha fatto la domanda, però non è ancora arrivato niente. Come mai? 3 mesi che ha presentato la domanda di pensione. Sì, che bisogna farlo Sì. un po' prima, l'ha fatto Sì, 3 certo. mesi fa. Che tipo Sì, di... all'INPS di Pordenone però, Che tipo di pensione ha chiesto? di operaia. Ah, di vecchiaia, quella dei 67 anni? Sì, 67 anni e oggi sarebbe stato il primo giorno di pensione. Ho capito. E quindi tutta la documentazione è stata presentata, il patronato le ha già Il contattati? patronato di San Vito al Tagliamento è mandata via ai primi di marzo. Sì, quindi è cessato l'attività lavorativa quando? Giusto il mese precedente alla decorrenza? No, ha finito di lavorare il 30 di maggio, ieri. Quindi il 30 di maggio, sì. Quindi, Sì, oggi è il primo giorno di pensione, però mandando via la domanda ma 3 non mesi c'è. prima. No, però deve dare la conferma della cessazione dell'attività, sì. quindi è meglio che si rechi al patronato e dà la conferma che ha cessato a quella data.
quindi e così andrà avanti la liquidazione della pensione. Ah, bisogna che torni al padronato? Però non la riceverà il primo del mese perché la prima volta la riceverà dopo 20 giorni, 20-25 giorni. Quindi se la decorrenza sarà il 1° giugno deve aspettare almeno 20-25 giorni, non è automatica il primo del mese. Successivamente sì. Però poi la prende il primo giorno del mese come tutti. Dopo sì, sarà il primo del mese. Però è importante che faccia quella richiesta lì. Sì, della cessazione. È meglio che torni al patronato. Sì. Sì, esattamente. Ho capito. Ringrazio mille, grazie. Grazie a lei per aver chiamato, sa che a noi fa piacere parlare. Buon lavoro, grazie. Tanto. Volevo ribadire appunto che a noi fa piacere ricevere telefonate, no? Anche a voi, perché così c'è modo di capire quelle che sono le esigenze, fa piacere ricevere anche gli SMS, però il contatto diretto è migliore per conto mio. No? Non so, vogliamo dire quella cosa dei 200... Sì. Dobbiamo dire anche questa cosa, infatti noi per un paio di puntate abbiamo parlato di questa una tantum, no? Di 200 euro che... Perché ci dicevano oggi che sono oberati da telefonate di gente che è preoccupata per questi 200 euro, che chiedono come fare, e praticamente ci è stato detto che l'INPS deve emanare questa circolare, che mi diceva la collega adesso lo farà entro il 10, e immediatamente noi faremo un corso, appena avremo, affinché tutti i nostri agenti sociali diano le risposte esatte di quello che dirà questo documento dell'INPS, perché adesso neanche noi sappiamo fino in fondo come funziona. Cioè è un po' nebuloso, cioè si sa sicuramente che chi è dipendente sotto i 35.000 euro riceverà questi 200 euro di bonus, una tantum, che sono netti, no? Perché qualcuno ci aveva anche chiesto se erano lordi netti. Li riceverà con lo stipendio di luglio. Che è uno sgravio fiscale, no? Quindi avranno 200 euro in più perché vengono sgravati, certo, è così. E comunque ci sono ancora, no, si diceva, ci sono delle parti ancora nebulose. Chi percepisce il reddito di cittadinanza non ha diritto, tutte queste cose qua. Perché sulle prime avevano detto che aveva diritto anche chi percepiva il reddito di invece cittadinanza. no, non è così. Ecco. È cambiato. Quindi noi vedremo di far dare risposte coerenti e univoche appena verrà emanata questa circolare dell'INPS. E chi è, ricordiamo Liliana, chi è che per il momento non ha ancora le idee chiare? No? I liberi professionisti, giusto? Liberi professionisti, gli autonomi, tutti quelli che hanno da stabilire il reddito, quindi quelli che dovranno fare la domanda, probabilmente dovranno mettere in piattaforma un programma che per inserire e rifare la domanda. Quindi tutti questi liberi professionisti, lavoratori autonomi, lavoratori dello spettacolo, quindi sono diverse categorie che non sono in automatico, quindi sarà appunto da definire questo come potranno essere fatte, no? Quindi, comunque invece per tutti gli altri non serve presentare nulla. No, esatto, niente. Va in automatico. Va in automatico, sì. ecco. Sì. Però è interessante questa cosa, perché noi abbiamo appunto cominciato a parlarne 2 o 3 settimane fa. Allora, nella prima occasione non ci sono state telefonate, non ci sono stati chiarimenti, però successivamente evidentemente la voce ha cominciato a circolare e le persone... Ad esempio, hanno cominciato a chiedere in sostanza, no? Quelli che hanno reddito di cittadinanza, probabilmente il discorso è che è un ammortizzatore, diciamo, no? Cioè viene erogato perché hanno quei criteri e non possono avere altre risorse, insomma. Penso io, comunque leggeremo quando esce, saremo più precisi, no? Sentiamo chi c'è in linea adesso. Buonasera o buon pomeriggio. Buonasera, io parlo da Campalongo al Torre. Sì. Volevo chiedere, già che sto vedendo questa trasmissione, insomma, che mi interessa, mia moglie compie 67 anni in agosto. Adesso io non so quanti contributi ha, ma lei ha 67 anni, ha diritto alla pensione come si dice, di vecchiaia o anche di contributi?
Deve sapere i contributi. Sì, perché bisognerebbe sapere quanti contributi e che periodo ha dobbiamo lavorato. vedere, ma possiamo fare domande, diciamo, quando ha fatto il compie gli anni o anche prima? In che anni ha lavorato? Ma ha lavorato 10 anni nelle sedi a Manzano, poi era della famiglia come domestica, avranno 15 anni di contributi. Ma, deve perché averne 20. se sono 15 anni al 92 potrebbe avere già diritto alla pensione, bisogna stabilire se sono 15 al 92, perché c'è quella vedere. deroga, esatto. Se sono 20, tranquilla che può andare in pensione, bisognerebbe vedere l'estratto e sapere di più. Quindi Deve se ha andare al lavorato... patronato con, sì. E andrò al patronato mio, lì al CGL, quello che è. con tutta la documentazione. sì. E sì. cosa dovrei portare io là? Di mia moglie? Niente, i documenti che ha, non so, qualcosa, se ci sono dei periodi vecchi, se ha qualche Buste stato paga, vecchio. no? Cose, Sì. se Loro accopia- tireranno fuori, insomma, in base Sì. al codice fiscale, quelle robe lì tirano fuori i contributi, no? Sì, ci sono. Ma comunque devo andare, quando ho fatto gli anni posso andare anche prima? Può andare anche prima, quando vuole, va sì. bene. Sì, perché tanto Allora, loro metterò preparano... d'accordo sul patronato. Comunque sia, non perde la decorrenza perché le pensioni di vecchiaia non perde la decorrenza. Boh, Va bene? mettiamo che gli diano la pensione, poi viene toccata anche la mia però. Sì. Fare il conguaglio, no? Sì, esatto. Se mi portano via la mia, che non è, io prendo 1200 euro. E lei mettiamo che gli diano, non so io, 500, non so, per dire. Gli daranno tutti e mi toccano anche la mia, quella volevo sapere. Voleva sapere quanto... Se tolgono anche a lui, se a lui tolgono la pensione, qualcosa di perché pensione per dare la c'è pensione a sua moglie? No, non è una pensione sociale, quindi non è, se sono quelle pensioni sociali non da contributi cambia il discorso, ma altrimenti Sì. se è una da contributi no, sono suoi a tutti gli effetti e quindi ognuno ha la sua contribuzione e ognuno ha la sua pensione, Ma io non si pensavo tocca. che a una certa età si ha diritto alla pensione sociale, non è così. Non è sociale, no, se ha 15 anni di contributi, No, ma lui se ha, diceva. perché non lo Adesso so. dobbiamo vedere, ma penso che 15 anni insomma... Al li avrà. 92, tra l'altro, no? Devono Nel essere. 92? Sì, al 31-12-92 devono essere 15. Ah, e se no niente? Se no devono essere 20. Ah, capito, è che difficile. Sì. Bon, è tutto da andare a spiegare. Va bene? Va bene, grazie, buonasera. Grazie a lei per ciao. aver chiamato, Ciao. buonasera. Piccola pausa, poi ci ritorniamo a trovare, sempre qui. Eccoci nuovamente in studio. Abbiamo un messaggio, sono in pensione dal 19 giugno, quindi quando mi arriva la prima pensione? Quindi la decorrenza sarà luglio e quindi ci vogliono senz'altro un 20 giorni, 25 prima che arrivi, quindi fino alla fine di luglio non può avere nessuna notizia, diciamo. Lei controlli se ha lo SPID, controlli a che punto ha la domanda, se è definita, se è in esame, perché si può anche controllare da soli, no? Senza andare dal patronato, o se no va dal patronato e sollecita la domanda. Quindi che è ancora più immediato, cioè è immediato vedere da casa, però Sì. se uno va a patronato cioè, è diverso, no? Sì, quello sì, se ce l'ha Almeno- vicino anche a casa ancora meglio, no? Quindi fa un salto lì e chiede e dà uno scossone, diciamo. Ecco, procediamo, abbiamo 6 minuti. Io so che tu oggi avresti dovuto affrontare un tema particolarmente ostico. Sì. Vuoi che ci proviamo? Perché è molto interessante questa cosa del sistema contributivo, del sistema È retributivo, sì, perché è una cosa un po' perché particolare. si sta parlando, no? Sì, si sta parlando di pensioni con il contributivo. Dobbiamo parlando- telefonata? È uno scherzetto? Ah, ecco, grazie a Martina Beraldo che è in regia in questo momento.
perché quindi sì, si sta parlando delle pensioni in 2 tempi, Sì. si sta parlando perché non abbiamo ancora non certezza. si sa, no, con precisione, quindi però quando cominciano a tirare, spiegare cominciano un po'. a parlare, no, di Sì, perché il sistema di contributivo. calcolo retributivo e contributivo sono 2 cose differenti, quindi sono già 2 normative molto diverse, quindi sono un pochino complesse. Sì, il retributivo è anche più semplice perché il rendimento è il 2%, quindi con 40 anni di lavoro si aveva l'80% delle retribuzioni, della media delle retribuzioni, quindi era semplice. Però queste pensioni alla fin fine sono già tutte esaurite perché in questo momento si sta andando col sistema misto, quindi vuol dire che sì, un pezzo è retributivo, quindi perché non si arriva a 18 anni al 95 e l'altro pezzo è contributivo, quindi già è un po' complessa sta cosa perché la 335 del 96 ha cambiato molto le regole, diciamo, dei pensionamenti. Scusami un attimo, scusami Liliana, Sì. la signora, o signore, non lo so, che ha scritto sono in pensione dal 19 giugno quando mi arriva la prima pensione. Ho già la risposta dell'INPS tramite patronato che è accettata dal 19 giugno. Ah, quindi benissimo, se è accettata vuol dire appunto che prossimamente 20 giorni se è accettata e prima che arrivi in banca o in posta, che è quello che è, quindi un 20 giorni e dopo la riceverà. Cioè 20 giorni dopo il 19 o con il 19? Perché adesso E vorrei capire la decorrenza, poi devo capire anche dove lavora, perché cioè, se è un lavoro di una ditta privata fa capo al primo del mese, quindi dal primo del mese... È accettata dal 19 giugno. Sì. Accettata dal 19 giugno. Quindi probabilmente se è una ditta privata e non è un ente pubblico, eccetera, dal primo al 20, andiamo al 20 di luglio, di giugno, no, luglio, perché abbiamo parlato accettata sì. adesso. Sì. Quindi in tutti i casi può essere pronta e quindi luglio, deve a luglio. andare in banca, diciamo in posta che sia col primo del mese e il 20 sarà in pagamento. Sentiamo chi c'è in linea adesso, buonasera. 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 Mi ha chiamato di nuovo quella di Telefriuli perché non sapevo se ho parlato con voi. No, non ho capito. Prima io ho parlato con voi per mia moglie, no? Sì, Sì. sì. Adesso mi ha chiamato la telefonista di Telefriuli perché non sapevo se io ho parlato con voi. Ah, Io ho parlato con voi. Ha già parlato con noi, va bene, Sì, allora ma la già che siamo risalutiamo. qua, volevo chiedere, per me non ho chiesto niente, ho chiesto per mia moglie. Sì, e per lei non ha chiesto a me- nulla? No, mi scocciavo disturbarvi perché state facendo la trasmissione per tutti, non voglio cambiare 2 volte. Io ho detto che prendo 1.200 euro, adesso che c'è la 14ª mi sembra che non ho diritto, no? Quanto prende? 1.200. Ho fatto i calcoli, sono 16.000, dunque Sì, quindi lì ci vuole rientra. almeno 14. Quindi ha diritto, la non ho 14ª, diritto alla no, ha parlato di 14ª. 200 euro lei, la 14ª, no, La 14ª no. sono 11.000 e qualcosa. 13.633, quindi va fuori, non è, È lei ha fuori? detto- No, ma io ho già visto che non rientro nei limiti della 14ª. della Ah, 14ª, boh. no, non riesce, sì, non Non vado neanche a chiedere al patronato se non ho diritto, perché non ho diritto. non ha diritto, questo è chiaro, sì. sì, Questo è chiaro. E quei sì. 200 euro che dovrebbero dare di Quelli sì, la quelli sì. Caritas, Quelle la danno, sì, senz'altro. Bon, ecco, meno Va quelli. bene, e non Andrò a tassate. mangiare con la moglie. Domenica compio 70 anni, insomma. Ecco. Buono. Di nuovo buonasera, grazie. A lei, buonasera. Buonasera. Fino a che ora fate la trasmissione? Come? Fino a che ora dura questa trasmissione qua? Fra un minuto chiudiamo. Ah, è ogni mercoledì? Ogni Sì, mercoledì. Buon, meglio che vedere una partita. Ecco, bene, sono Benissimo. contenta, guardi, continui a seguirci sempre. Non mi viene nervoso almeno, ecco. Ecco, ma almeno con noi si diverte, No, vero? ma E siete impara qualcosa. bravissime. Anche quando vado a Cervignano, al patronato, gente super. Ecco, Posso solo ringraziarvi. va basta. bene. Va bene, grazie. Grazie, dobbiamo Arrivederci. salutarla. Un'altra volta chiami prima, non proprio addirittura d'arrivo, perché adesso dobbiamo chiudere la trasmissione. Ultima cosa veloce, volevo Sì. sapere, in agricoltura sono considerati anni di usura? Come lavori gravosi, quindi se lui deve chiedere l'APE Non social... so se è lui o lei. no? Quindi Sì? se deve chiedere l'APE social potrebbe avere diritto, quello sì, tranquillamente, quindi se si è assentito prima, gli ho detto alle scadenze che può presentare la domanda, può presentarla.
Sì. Liliana, tu devi tornare quanto prima per spiegare bene sta cosa contributivo e retributivo, perché ci hai lasciati così col fiato sospeso. Sì, perché è un po' lunghetta da abbiamo spiegare. fatto Sì, Faranno non un è- po' cocotte le Friuli. Bene, ringraziamo anche Grazie a Iris, voi, grazie Iris a voi. Morassi per aver partecipato alla nostra trasmissione. Non aspettare così tanto tempo per tornare. No, tornerò un po' più fresca. Un po' più fresca. E con notizie più buone, speriamo, speriamo, perché adesso è speriamo tutto bene. sospeso. Ecco. No? Grazie a Liliana della Rover, Buonasera. FNP CISL di Udine, grazie per averci seguito, ci vediamo mercoledì prossimo sempre alla stessa ora, alle 18:15 puntuali ogni mercoledì, e questa va al telespettatore che ha detto ma fino a che ora dura la trasmissione? Arrivederci. Buonasera, buonasera. In collaborazione con FNP CISL Udine.